Io ovviamente vi porto il saluto caloroso dell'Ateneo. Stavo guardando appunto che questo è il numero 35, è il 35esimo seminario che facciamo da quando il professor Vianello appunto come professore vicario e delegato alla cultura ha cominciato questo ciclo che ha un nome non a caso evocativo, si chiama Aperture, quindi è il ciclo dell'Ateneo sui temi appunto trasversali. Oggi tra l'altro apriamo in realtà un ciclo di 3, dopo Gianluca Tell che è il nostro collega spiega anche il disegno e poi avremo il nostro delegato alla cultura che è subentrato appunto a Vianello che ci racconterà del prossimo evento di settembre. Voglio soltanto dire questo, il titolo di questo seminario è la storia della biologia dal riduzionismo alla visione sistemica. È arrivato anche il nostro prorettore vicario, si sieda pure, caro prorettore, eccolo. No, voglio solo dirvi questo, io sono un ingegnere chimico che ha fatto l'indirizzo teoria dei sistemi, sono un controllista per chi è del settore e quindi io ho studiato teoria dei sistemi scoprendo in realtà dopo che chi l'ha inventata la teoria dei sistemi è stato von Bertalanffy, che era, guarda caso, un biologo. E quindi quello che è successo nella storia è che mentre di fatto Cartesio aveva insegnato il metodo della scomposizione in parti, di fronte alla complessità della vita qualcuno si è dovuto inventare un approccio che prende il nome proprio di sistemico, perché abbiamo capito che le parti che, attenzione, ci hanno portato lontano, ma per andare ancora più lontano abbiamo bisogno di un approccio che si chiama sistemico. E forse non è un caso che appunto io e il professor Venere siamo trovati incrociati, lui venendo dalla biologia poi appunto è arrivato agli studi di evoluzionismo, io invece facevo strada molto diversa, facendo prima l'ingegnere industriale, poi che si occupa di management, per poi scoprire che le organizzazioni sono sistemi vitali e per cui se bisogna affrontare i sistemi organizzativi bisogna fare ricorso alla teoria dei sistemi. E quindi benvenga oggi una lezione sulla storia della biologia, complimenti a Vianello, speriamo che abbia sempre la voglia di continuare insieme al mio attuale delegato animare questi incontri che sono secondo me uno dei motivi più interessanti per cui l'università c'è e appunto partecipa alla crescita culturale. Grazie a tutti, complimenti e buon lavoro a tutti. Allora, buonasera a tutti. Io sono Gianluca Tell, sono docente di biologia molecolare in questo Ateneo e l'idea di questo ciclo di seminari era per introdurre ad un importante evento che si terrà a settembre a Udine dal 24 al 28 di settembre di quest'anno, che è il 6º convegno internazionale Europa-Stati Uniti intitolato Repair of Endogenous DNA Damage. Questo è un convegno che viene tenuto ogni 3 anni, una volta in Europa, una volta negli Stati Uniti, dove la tematica fondamentale sono i meccanismi molecolari che sottendono alle regole necessarie per il mantenimento delle informazioni del libro della vita, ossia del genoma delle cellule. È un convegno estremamente prestigioso e saranno presenti una quarantina dei più importanti ricercatori in ambito mondiale su queste tematiche e l'idea qual era? Era quella di rendere in qualche modo questo convegno un momento di coinvolgimento della comunità udinese a tematiche scientifiche di estrema attualità
e di grande rilevanza nell'ambito della salute. Malattie come i tumori, le malattie neurodegenerative hanno come base dei difetti nei processi che mantengono la stabilità genomica. E quindi l'idea è quella di fare un percorso insieme, parlando di aspetti legati appunto alla biologia e alle problematiche legate alla complessità e alla necessità di una analisi della biologia delle cellule dal punto di vista sistemico. Parleremo di epigenetica e poi in ultimo il 4 settembre parleremo sarà un seminario che terrò io, parleremo proprio di meccanismi coinvolti nella stabilità genomica. Qual è la valenza e l'apertura di questo convegno alla collettività? Il fatto che ci sarà nella seduta inaugurale una sessione che si terrà al Teatro Giovanni da Udine alle 17:30, in cui sarà presente per la main lecture il premio Nobel per la chimica 2015 Thomas Lindahl, che è uno dei principali scienziati che ha contribuito primariamente alla scoperta di uno dei meccanismi base per la riparazione delle lesioni al DNA, come le ossidazioni, a cui il genoma delle cellule umane è costantemente soggetto quotidianamente, semplicemente per il proprio metabolismo. E le alterazioni di queste vie sono associate alle malattie neurodegenerative e allo sviluppo dei tumori. Quindi l'evento, diciamo, che vede la collettività udinese coinvolta, uno di questi sarà appunto l'evento inaugurale, per cui siete invitati a partecipare a questo evento inaugurale il 24 settembre al Teatro Giovanni da Udine, e poi faremo una serie di seminari durante la settimana del congresso tenute da ricercatori italiani che attualmente stanno all'estero, che faranno degli interventi di tipo divulgativo per la collettività. Questo è il primo evento. Il secondo evento è rendere questo congresso un momento di crescita per gli studenti delle 3 università del Friuli Venezia Giulia, Università di Udine, Università di Trieste e Sissa, che avranno accesso gratuitamente al congresso e per il momento abbiamo dovuto porre un limite alle iscrizioni per gli studenti e siamo già arrivati al massimo disponibile, ossia 120 studenti, e credo che sia un grande sforzo e da parte dell'Università di Udine nell'organizzazione di questo evento, che è tutt'altro che banale, e anche come un segno tangibile dell'interazione costante che l'Università ha messo in atto negli ultimi anni, in particolare per essere vicina al territorio e per fare in modo che tematiche apparentemente ostiche, ostili, non fossero limitate alla Torre Eburnea, ma siano continuamente e quotidianamente calate nella realtà di ciascuno. Per cui vi invito a seguire questi eventi preparatori, vi invito anche a partecipare all'evento inaugurale e vi auguro buon ascolto alla presentazione del professor Vianello. Adesso lascio la parola al delegato e vi ringrazio. Buonasera anche da parte mia. Questa sera mi spetta il compito, che è molto gradito, di presentare la relazione del professor Vianello, che parlerà sul tema, lo vedete, la storia della biologia, dal riduzionismo a una visione sistemica, nell'ambito del ciclo di conferenze di cui è stato detto. La storia della biologia è effettivamente un argomento molto importante e lo studio della storia della biologia rivela particolari aneddoti che sono sempre interessanti e qualche volta anche illuminanti. E vorrei fare alcuni esempi che c'entrano con il DNA, dato che di questo si parla, e in particolare con gli studi che condussero all'identificazione della struttura a doppia elica del DNA. Se leggiamo con attenzione questo pezzo di storia della biologia e i libri che sono stati scritti, scopriamo ad esempio che 2 dei protagonisti di questa storia, l'inglese Francis Crick e l'americano James Watson, avevano al momento della pubblicazione dei loro risultati sulla rivista Nature, il 25 aprile del 1953, 37 anni Crick e 25 anni Watson, che in totale fanno circa 62 anni, che è pressopoco l'età media
di un professore ordinario in Italia, dato che su 13.263 professori italiani solo 6 avevano meno di 40 anni nel 2015, e questo è un motivo di riflessione interessante per il Ministero dell'Istruzione e per il Governo in relazione a quello che fa per l'università, direi io. Ma se proseguiamo nello studio di questa vicenda scopriamo altre cose interessanti. Scopriamo ad esempio che un nome che brilla per la sua assenza in questa storia, e assenza che è stata suggellata alla consegna dei premi Nobel, è quello della fisica Rosalind Franklin, che era l'autrice della famosissima per i biologi fotografia 51, la fotografia in cui si intuisce, sulla base di questa immagine ottenuta tramite la diffrazione dei raggi X, si intuisce finalmente la doppia elica del DNA. E se leggiamo la storia di questo episodio scopriamo che, secondo qualcuno, secondo altri no, questa foto fu copiata furtivamente da un tal Wilkinson e passata a Watson, il quale, ispirato da questa foto, ebbe l'intuizione definitiva che lo condusse infine all'idea dell'appaiamento di basi e quindi alla struttura. E quindi quest'altro esempio per apprendere come in effetti la storia della biologia, come qualsiasi pezzo di storia, è costellata anche di episodi non edificanti, ma istruttivi per chi resta a fare questo mestiere. Però la storia della biologia è molto di più che una collezione di aneddoti come quelli che ho citato io qua. È anche reso conto di un'avventura del pensiero che è segnata da eventi inaspettati e cataclismi veri e propri, come la storia geologica del nostro pianeta. Basta pensare all'impatto della selezione naturale di Darwin sul castello di credenze che precedevano questa grande innovazione. Un tragitto, quello della storia della biologia, però, in cui si intravede chiaramente una traiettoria, che è una traiettoria che va da riduzionismo, in effetti, fino alla realizzazione da parte dei biologi della irriducibile complessità dei viventi. Una complessità che riserva infinite sorprese proprio per le proprietà che emergono ogni volta che ci muoviamo da un livello dell'organizzazione biologica al livello successivo. È un percorso che può essere illuminante, sia per chi si interessa di DNA a livello professionale, come le persone che converranno a Udine per questo convegno, sia per chi è interessato come noi a livello di conoscenze, di cultura, perché questo approccio aiuta a evitare degli atteggiamenti talvolta un po' semplicistici, come quelli di chi, irretiti da certa tendenza ai paragoni talvolta inappropriati, si affezionano troppo all'idea del DNA come programma e dimenticano la natura biologica di questa, che è pur sempre una molecola, che è in interazione con l'organismo che la contiene e con l'ambiente, in una sorta di dialogo, recentemente illuminato meglio dagli studi sull'epigenetica, che è poi uno degli argomenti che verranno sviscerati in questo ciclo. Insomma, è comunque un percorso fruttuoso questo di studio della biologia, e io vorrei evidenziare questa cosa qui con delle parole di un protagonista che abbiamo deciso di valorizzare come conclusione del ciclo di conferenze dedicate all'altruismo, che è Albert Schweitzer, il quale disse: un uomo che ha una venerazione per la vita non si limita a dire le sue preghiere, egli si getterà nella battaglia per conservare la vita, se non altro perché lui stesso è un'estensione della vita che lo circonda. Ma per capire veramente la storia della biologia ci sono necessari due requisiti, secondo me almeno. Uno è essere un biologo ed essersi confrontati per anni con il fascino e le difficoltà della ricerca nel settore biologico. E l'altro requisito è di possedere una cultura più vasta anche della biologia, che sia libera da pregiudizi e aperta al confronto con tutte le altre discipline. Se questo è vero, allora il professor Vianello ha le carte in regola per accompagnarci in questo cammino alla scoperta della storia della biologia. Prego. La mia presentazione può essere idealmente suddivisa in 3 parti. La prima parte, molto breve, di fatto è un piccolo compendio di filosofia della scienza, perché
è utile per capire il contesto in cui si inserisce questo mio contenuto. La seconda, infatti, costituisce il cuore, il contenuto della mia presentazione, ha lo scopo di descrivervi come nel campo della biologia si sia attinto prepotentemente prima al riduzionismo come approccio metodologico che ha dato importanti, incredibili risultati, e poi per illustrarvi quello che si definisce pensiero sistemico come, diciamo, non superamento ma integrazione di una visione naturalistica. La terza parte poi invece vuole contestualizzare queste nozioni sul riduzionismo e sulla visione sistemica nell'ambito del congresso che si terrà a settembre riguardante la riparazione del DNA. Ecco, allora mi soffermerò sulla prima parte. La filosofia della scienza è relativamente recente nell'ambito della storia della filosofia. Essa è formata da due grandi aree, una delle quali, la più importante, è l'epistemologia, termine che deriva dal greco episteme, con cui si identifica la conoscenza scientifica. Ecco, l'epistemologia ha come obiettivo un esame critico della natura e del valore della conoscenza scientifica. Pertanto, proprio con questo spirito critico, io voglio subito sfatare o eliminare alcuni pregiudizi, miti o luoghi comuni che circondano la scienza. Primo, che la scienza sia nata nel Seicento. Non è assolutamente vero. La scienza è nata addirittura con Homo habilis, se si vuole, ma soprattutto la scienza più antica è nata nel VI secolo avanti Cristo, e le due culle fondamentali sono state il mondo ellenico e quello ellenistico, per capirci Atene e poi Alessandria d'Egitto e dintorni ovviamente. La scienza che è nata nel Seicento può essere invece definita scienza moderna, in accordo con la locuzione proposta da Maurizio Mamiani, un docente di filosofia della scienza che è stato docente all'Università di Udine, purtroppo prematuramente scomparso. Il secondo mito che avvolge la scienza è che essa ricerchi o persegua la verità. Questo è del tutto fuorviante alla luce soprattutto della visione che ci ha fornito uno dei più grandi epistemologi e filosofi della scienza del Novecento, Karl Popper. La scienza per definizione è falsificabile, quindi qualsiasi conquista scientifica può essere messa in discussione e può essere anche sostituita all'interno di un nuovo paradigma scientifico. Infine, il terzo elemento, si ritiene che la scienza sia il frutto di geni, senza nulla togliere a Einstein, a Darwin e a tanti altri grandi geni dell'umanità. Io credo che la scienza sia prima di tutto un'avventura collettiva che coinvolge la comunità scientifica, che dovrebbe essere sempre più consapevole di questo ruolo collettivo. Ebbene, tra l'altro, la parola scienza è molto recente. Fin dalle origini si chiamava la scienza filosofia naturale, come dicevo, nata nel VI secolo avanti Cristo. E questo termine di fatto è stato utilizzato fin nell'Ottocento. Pensate, solo nel 1840 un filosofo inglese, William Whewell, ha introdotto la parola, il termine scienza, chiaramente dal latino scientia. Naturalmente la scienza, in questo caso la scienza moderna, si nutre, si avvale di alcuni approcci alla conoscenza. Sostanzialmente sono due quelli fondamentali, formulati proprio ancora nel Seicento. Il primo è l'empirismo, il cui antesignano padre è Francis Bacon, attraverso cui si privilegia l'esperienza come fondamento della conoscenza, l'esperienza come fondamento della conoscenza. Il secondo filone, in contrapposizione in parte, è invece il razionalismo di René Descartes, di Cartesio, attraverso cui invece la ragione,
il logos diventa la principale fonte di conoscenza. Sembrano apparentemente contrapposte, ma di fatto vedrete che in certa misura si confonderanno o collaboreranno o si utilizzeranno congiuntamente. Ecco, questa scienza moderna all'interno di questi due grandi filoni di conoscenza si nutre poi e utilizza degli specifici metodi scientifici, che sono essenzialmente due. Il primo, introdotto da Bacon, che si riallaccia all'empirismo, è il metodo induttivo. Si spiega in maniera molto semplice. Si basa essenzialmente sulla osservazione reiterata, ripetuta di un fenomeno, fino a giungere a una generalizzazione. L'esempio che vi porto è banale ma significativo. Noi giriamo nella natura, a un certo punto incontriamo un laghetto che contiene solo cigni bianchi e concludiamo che tutti i cigni del mondo sono bianchi. Apparentemente sembra ragionevole, però voi sapete che la nostra visione, soprattutto in questi casi, è limitata e in effetti in altri laghi ci possono essere anche cigni neri, come effettivamente accade, e quindi questa visione ha dei limiti o perlomeno ha dei difetti, perché non potremo mai avere una visione completa di un fenomeno o di un soggetto attraverso questo tipo di osservazione. Quindi molto più importante si è manifestato poi l'approccio, il metodo scientifico ipotetico deduttivo, il cui padre è indubbiamente il nostro Galileo Galilei, il quale non solo ha introdotto questo metodo, ma soprattutto per primo ha utilizzato il formalismo matematico per descrivere fenomeni naturali, innanzitutto della fisica. Questa è stata la grande genialità di Galileo. Studiando la caduta dei gravi, andava sulla torre di Pisa, che andava molto bene per questi esperimenti, è riuscito a mettere a punto anche, attraverso i suoi esperimenti, questo metodo ipotetico deduttivo. Ecco, permettetemi di aggiungere qualche considerazione su questo metodo fondamentale, utilizzando un esperimento a me più familiare, visto che mi sono occupato di biologia delle piante e ancora adesso è la mia grande passione. Allora, dovete sapere che le piante, con la loro gemma apicale che vedete qui, producono un ormone, il primo scoperto, che si chiama auxina, che è l'ormone della crescita. Ebbene, questo ormone induce la crescita della gemma apicale, però sorprendentemente le gemme ascellari, quelle che stanno all'ascella delle foglie, rimangono quiescenti, latenti, non si sviluppano. Allora, a fronte di questo fenomeno, dobbiamo chiederci, quindi l'osservazione c'è anche in questo caso, dobbiamo formulare un'ipotesi. Potrebbe essere che le auxine hanno un duplice effetto: sulla gemma apicale stimola l'accrescimento, sulle gemme ascellari inibisce l'accrescimento. Questa è l'ipotesi. A questo punto dobbiamo inventarci con la nostra mente, con la nostra fantasia, degli esperimenti che possano corroborare o falsificare questa ipotesi. E allora, per far questo, l'esperimento più semplice è di rimuovere la gemma apicale, così si impedisce la formazione di auxine. E in effetti, se rimuoviamo la gemma apicale, le gemme laterali si sviluppano. Ci vuole la controprova. Cosa facciamo? Prendiamo un cubetto di agar, che è una sostanza gelatinosa, con incorporato un po' di auxina e la mettiamo sulla punta recisa della gemma. Ebbene, questa auxina artificialmente aggiunta ripristina la dominanza apicale. A questo punto i nostri due esperimenti corroborano fortemente il ruolo dell'auxina nella crescita della gemma apicale e nella inibizione delle gemme laterali. Ecco, questo è il metodo ipotetico deduttivo. Ecco, in questo contesto, in cui la scienza moderna faceva i primi passi, esce questa visione definita riduzionistico-meccanicistica, il cui padre è indubbiamente Cartesio, anche se non è stato un grande sperimentatore Cartesio. Sostanzialmente Cartesio concepiva la natura come una grande macchina, e soprattutto la vita, cioè secondo lui bastava studiare le componenti che formano un determinato organismo
e sulla base di come queste componenti interagiscono tra di loro, cioè si relazionano, si poteva spiegare tutto. È evidente che questo modo di approcciarsi è di tipo riduzionistico, meccanicistico, perché la metafora che veniva utilizzata era proprio quella dell'orologio. Si capisce il funzionamento dell'orologio solo conoscendo le parti di cui è fatto. Purtroppo la metafora dell'orologio è stata utilizzata anche in un altro contesto della teologia naturale, con conseguenze preoccupanti o fuorvianti, come peraltro anche l'ipotesi di Cartesio, perché la natura non è riducibile a un semplice orologio, come ora vedremo. Ecco, questo riduzionismo, meccanicismo è importante e pervasivo perché interessa tutte le scienze, però devo dirvi che la biologia in questo caso si è mossa con un po' di anticipo anche rispetto a Cartesio e alla fisica, perché già nel 1543 uno studioso che viveva a Padova, anche se lui era di origine fiamminga, Andrea Vesalio, pubblicò quest'opera, vedete, il De Humani Corporis, in cui descriveva la struttura anatomica di un corpo umano. Quindi in questo senso era un metodo indubbiamente riduzionistico e in parte anche meccanicistico, in parte un grande anticipo. Ma questo metodo comunque si impose rapidamente e sempre di più nella biologia, tanto che nel 1664 Robert Hooke pubblicò su un testo divenuto ormai famoso, Micrografia, un'immagine che voi vedete qui, a un microscopio ottico rudimentale che in quel tempo si usava, di una sezione sottile di sughero, che appariva formata da tante piccole celle, preludio delle cellule. Ecco, devo dirvi che 2 anni prima, nel 1662, veniva fondata la Royal Society, la prima società scientifica di cui Robert Hooke è stato il primo presidente. Ecco, comunque questo metodo riduzionistico è ancora attuale e in effetti attraverso la microscopia elettronica che adesso possediamo siamo riusciti a descrivere la cellula anche nei suoi aspetti più piccoli, più infinitesimali, cioè a livello si dice ultrastrutturale, come potete vedere in questa immagine accanto. Però questo approccio, diciamo così, analitico, riduzionistico, applicato alle strutture, fu soprattutto sviluppato da un altro padovano, Marcello Malpighi, il quale si dedicò proprio allo studio delle piante e ottenne delle immagini che sono di una stupefacente bellezza. Nell'Anatome Plantarum, vedete qui, disegnò i vasi conduttori di un tessuto legnoso, che se comparate con questa immagine a destra sono incredibilmente simili a quelli che noi otteniamo in un'immagine moderna attuale. Questo a dire la rilevanza, l'importanza anche di queste analisi e di queste descrizioni. Un altro importante passo venne compiuto, sempre in senso anatomico, riduzionistico, da questo studioso francese che si chiama Isidore Pierre Bellon, il quale nel 1555 pubblicò quell'Histoire che vedete citata sotto, in cui mise a confronto lo scheletro di un corpo umano e lo scheletro di un uccello, definendone delle straordinarie, diciamo, similitudini per il momento, incredibili similitudini. Di fatto questa è la data di nascita di quella scienza che poi sarà denominata anatomia comparata, anche se l'anatomia comparata, come ben sappiamo, si sviluppò soprattutto nell'Ottocento, ebbe come grandi figure da un lato Georges Cuvier e dall'altra Saint-Hilaire. Ma lo studio anatomico, in particolare, incominciò a far capire anche come funzionavano gli organismi. Al momento ne abbiamo descritto solo le strutture anatomiche con implicazioni anche notevoli, ma lo studio di William Harvey, anche lui studiò per un periodo a Padova, è stata essenziale perché attraverso lo studio anatomico riuscì a concepire come il sistema circolatorio fosse chiuso e avesse
come centro di propulsione il cuore. Ma importante è anche una frase attribuibile proprio a Harvey, nel quale dice una cosa importante: professo di imparare e di insegnare l'anatomia non dai libri, ma dalle dissezioni, non dalle massime dei filosofi, ma dalle strutture della natura. È praticamente un elogio o una lode all'osservazione sperimentale, all'osservazione scientifica, e non come si era fatto nel passato, che si costruiva la biologia attraverso solo il pensiero astratto. Però se questo è un primo segno di studio fisiologico, la fisiologia di fatto trovò una sua sistematizzazione solo dopo. In ogni caso, già nel 1700 e 1800, un altro studioso francese, Théodore de Saussure, mise in luce come le piante fossero soggette a scambi gassosi. In particolare cosa vide? Due cose molto importanti. Da un lato si rese conto che la respirazione, anche le piante respirano, anche se molti non lo credono, non lo sanno, comporta un consumo di ossigeno e una liberazione di anidride carbonica, di CO2, mentre la fotosintesi, al contrario, assimila, assorbe CO2 e libera ossigeno. La fotosintesi, si dice, è ossigenica ed è stato un evento cruciale nella storia della vita in generale. Però, come dicevo, la vera nascita della fisiologia risale all'Ottocento e in particolare a questa grande figura, sempre francese, Claude Bernard, il quale, figura straordinaria, contribuì con tanti concetti e tante osservazioni alla crescita di questa scienza. Però due è bene ricordarli. Fu il primo a capire che di qualsiasi organismo noi dobbiamo distinguere un ambiente interno e un ambiente esterno. Una cosa importantissima questa. E poi il secondo è quello di omeostasi, cioè qualsiasi organismo ha dei sistemi di autoregolazione interni per cui mantiene la sua temperatura sempre entro un intervallo, mantiene tutte le sue funzioni sempre controllate in maniera tale che siano compatibili con il complesso dell'organismo e quindi con la vita. Finora però, se fate un momentino mente locale, abbiamo parlato sempre di singoli organismi, però studio di singoli organismi, però la biologia storicamente si è occupata anche di popolazioni di organismi. In altri termini si è occupata di ciò che Ernst Mayr definisce pensiero-popolazione, che è importantissimo perché gli organismi sono simili ma mai identici. Ecco, un approccio di tipo legato alla popolazione è indubbiamente quello legato a una grande figura della biologia, anzi al fondatore della tassonomia in senso lato, che è questo Carl von Linné, perché egli considerò sempre individui ma all'interno di popolazioni più complesse, e questo lo portò nella sua prima edizione del Sistema Natura, altra opera colossale del 1735, cui ne seguirono altre 9, 10 nel complesso, a una suddivisione degli organismi viventi in una serie di categorie che vedete lì elencate, dal regno animale fino ai vermi. Però ecco, dobbiamo subito dire che Linneo, sia pure con una forma anche di, diciamo così, di presunzione, si era definito il nuovo Adamo, perché dava di fatto il nome a tutti gli organismi viventi. Non lo diceva con ironia o con autoironia, perché lui era un profondo credente, quindi riteneva che tutti gli organismi viventi fossero stati creati da Dio con un unico atto creatore. Eppure, alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, finalmente cominciò a imporsi una visione invece dinamica, evoluzionistica della vita. L'idea di evoluzione molto antica, risale addirittura alla cultura greca, tenete presente, però
di fatto la prima teoria scientifica coerente l'ha formulata questo grande studioso Jean-Baptiste de Lamarck, il quale è noto soprattutto per aver proposto un meccanismo definito dell'eredità dei caratteri acquisiti. In che cosa consiste? Ogni popolazione di individui, e siamo sempre al pensiero popolazione, presenta una variabilità fenotipica, che vuol dire dei caratteri manifesti, capelli grigi, capelli bianchi, non so, castani, biondi, eccetera, ed altro, eccetera, che si genera, diciamo così, per effetto dell'ambiente. E l'ambiente porterebbe a rendere sempre più forti le strutture o le funzioni che si utilizzano, a svantaggio di quelle che non si utilizzano. Per cui nel tempo si affermerebbero i caratteri più utilizzati. È un ragionamento che sul piano razionale è del tutto valido. Tuttavia la crepa che emerse quasi immediatamente in questa proposta di, diciamo così, di meccanismo è che, come sappiamo anche noi, la sperimentiamo anche personalmente, i caratteri acquisiti non sono trasmissibili alla generazione successiva, alla prole. Se io sono un appassionato di bodybuilding, mio figlio non avrebbe avuto sicuramente i muscoli grossi come quelli che mi ero nel frattempo prodotto io attraverso l'esercizio fisico. Queste idee lui le espose in quest'opera incredibilmente importante, comunque, che è la Philosophie zoologique del 1809. Ecco, devo anticiparvi che comunque, seppur screditato in maniera anche ingiusta, Lamarck è tornato prepotentemente alla ribalta nell'ambito di quella nuova branca della scienza di cui avete già sentito parlare, che è l'epigenetica, ma ne parleremo dopo. Ecco, per una curiosa coincidenza della storia, nell'anno in cui è stata pubblicata la Philosophie zoologique, nasceva Charles Darwin, cioè l'uomo che ha cambiato non solo la storia della biologia, ma anche la storia dell'umanità. Ci sarebbero tante cose bellissime da dire, ma devo correre. Ecco, Darwin nella sua opera fondamentale, pubblicata nel 1859, L'origine delle specie per selezione naturale, propone un meccanismo che viene anche definito adattazionismo. In che cosa consiste? Anche Darwin dice che una popolazione ha una variabilità fenotipica intrinseca, cioè ognuno di noi è diverso dagli altri. Su questa variabilità la selezione naturale opera una cernita, una selezione, che porta a favorire chi? Non gli individui più forti, questa è una stupidaggine del darwinismo sociale, ma gli individui più adatti, che quindi si possono riprodurre e quindi diffondersi di più degli altri. Anche in questo caso però è necessario che questi caratteri che già possiede possano essere trasmessi alla generazione successiva. Purtroppo Darwin non conosceva la genetica perché stava nascendo negli stessi anni, quasi in contemporanea, ci sarebbero anche delle belle storie da raccontare. Tentò di risolvere così con speculazioni, ma non raggiunse nessun risultato conclusivo. Però lui disse: se non si trova questo meccanismo, tutto il mio castello non sta in piedi. Questo dimostra una grande onestà intellettuale di quest'uomo che ha sempre manifestato. E in effetti, curiosamente, la genetica nacque proprio nella seconda metà dell'Ottocento, quando venne pubblicato il libro di Darwin, il capoluogo di Darwin, e l'artefice è stato questo oscuro, tra virgolette, abate o monaco agostiniano che viveva a Brno, nella regione della Moravia. Gregor Mendel. Come sapete, Mendel operò degli esperimenti sul pisello odoroso e si accorse che i caratteri di questi piselli si trasmettevano in una maniera curiosa, che definiremo discontinua. Cosa vuol dire? Guardate questa immagine. Voi avete un fiore rosso e un fiore bianco. Se voi incrociate queste due specie,
che cosa ottenete? Curiosamente ottenete solo piante a fiore rosso, non a fiori rosa, non c'è stata nessuna mescolanza, quindi devono essere dei caratteri discreti questi che... Se però reincrociate questi fiori rosa, il prodotto, e questa si chiama legge della dominanza, il rosso prevale sul bianco, se reincrociate questi piselli diciamo rossi di prima generazione, ottenete una seconda generazione in cui curiosamente ricomparono certamente dei fiori rossi, ma anche dei fiori bianchi, in un rapporto preciso, 3:1, è la legge della disgiunzione dei caratteri. E quindi appare evidente che i caratteri per il colore sono ereditati, trasmessi alla prole in maniera discreta, attraverso delle entità che Mendel definì alleli e che adesso possiamo meglio definire come varianti di uno stesso gene. Il gene del colore può avere diverse varianti che sono gli alleli. Ebbene, nel frattempo la fisica aveva raggiunto i massimi successi, ancora prima di queste scoperte, soprattutto con Isaac Newton, attraverso cui la concezione meccanicistica della natura arrivò all'apoteosi, anche perché sostanzialmente quelle leggi che Galileo aveva scoperto della materia, della caduta dei gravi, potevano applicarsi addirittura all'universo. Questo è stato il passo di Newton rispetto a Galileo. Con gli stessi meccanismi naturali si potevano spiegare le dinamiche dell'universo, che non era per niente statico. E questa, diciamo che questa apoteosi portò addirittura un matematico e filosofo molto noto, Pierre-Simon de Laplace, a fare un'affermazione molto forte e molto interessante. Egli disse: un intelletto che a un determinato istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura e tutti gli oggetti di cui la natura è composta, esso racchiuderebbe in un'unica formula i movimenti dei corpi più grandi dell'universo e quelli degli atomi più piccoli. Per tale intelletto nulla sarebbe incerto ed il futuro, proprio come il passato, sarebbe evidente davanti ai suoi occhi. Guardate, a voi sembra fantascienza, ma questo è ancora l'attuale programma di molti fisici teorici che ricercano la teoria del tutto. Ecco, io in linea con alcuni fisici teorici molto prudenti sono abbastanza critico, anche se è giusto ricercare la teoria del tutto, cioè l'unificazione delle leggi della materia, in pratica si dice teoria del tutto, perché comunque un 50-60% dei fenomeni, anche in presenza della teoria del tutto, rimarrebbe indeterminato, per le ragioni che in parte vi diremo anche adesso. Ebbene, comunque questa visione riduzionistica meccanicistica era così potente e pervasiva che ha interessato tutte le discipline che qui vedete elencate, dalla fisica fino all'economia, e addirittura poi fu passata ai primi del Novecento come ancora il metodo fondamentale della scienza, dove trovò importanti sbocchi e anche importantissimi risultati, soprattutto in due ambiti della biologia, la biochimica da un lato e la biologia molecolare. Per quanto riguarda la biochimica vi porto un solo esempio, che è la scoperta del ciclo degli acidi tricarbossilici, poi denominato ciclo di Krebs dal nome dello scopritore. Questo è un risultato ottenuto da uno straordinario biochimico tedesco-ebreo che dovette emigrare in Gran Bretagna per ragioni, come potete immaginare, razziali, che si rese conto che nei mitocondri, nella matrice mitocondriale, che voi vedete qui, i mitocondri sono qui, vi è questo ciclo fondamentale, queste reazioni cicliche che sono alla base della respirazione di questi organelli, che tutti noi abbiamo e che ci permettono di vivere e sopravvivere anche in questo momento. La scoperta invece icona della biologia molecolare, come è stato già anticipato, è l'identificazione della
doppia elica, seppur con un percorso dal punto di vista umano abbastanza discutibile, perché, come diceva Francesco Nazzi, i dati sperimentali li ha ottenuti Rosalind Franklin, e io l'ho sempre detto a lezione, e questi due studiosi, nulla toglie a loro, hanno avuto però l'ingegno, la capacità di capire prima degli altri che a quella immagine corrispondeva questa doppia elica. Vi dico una cosa straordinaria: il lavoro è stato pubblicato, come è stato anticipato, nel 1953, nello stesso anno in cui a Krebs conferirono il premio Nobel, un'altra coincidenza della scienza. Ebbene, vi dicevo, a fronte di questi grandi progressi, a posteriori, un grande filosofo della scienza nonché matematico, Ian Stewart, ha affermato: come il Settecento credette in un universo meccanico, una sorta di grandioso meccanismo a orologeria, ve ne ho parlato, così la prima metà del Novecento credette in un universo lineare. Ecco, qua introduco un altro aspetto collegato al meccanicismo riduzionismo, il ragionamento lineare. A da B, B da C, C da E. I fenomeni sono tutti così, ma questa visione così pervasiva e semplicistica direi che ha invaso addirittura la letteratura. Ne ho trovato una conferma proprio in un passo incredibilmente interessante di un'opera famosissima di Robert Musil, ricordatevi, un ingegnere pentito anche lui, che si dedicò alla letteratura, L'uomo senza qualità, nel quale si dice proprio: dopo che fu successo questo, accadde quest'altro, questo. Ma poi Musil fa poi dire a Ulrich, cioè il protagonista del suo racconto, quel che ci tranquillizza è la successione semplice, il ridurre tutto a una dimensione, come direbbe un matematico, l'opprimente varietà della vita. Cioè si semplifica perché si ha paura di affrontare la complessità della vita, che invece è la più grande ricchezza e la straordinaria bellezza della vita deriva proprio da questa complessità. Dicevo complessità. Ecco, è in questo contesto che nella seconda metà del Novecento, in particolare nel primo dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, e precisamente negli anni 40 a New York, si tennero delle famose, ormai divenute famosissime, Massey Conferences. Queste Massey Conferences furono promosse da un gruppo di matematici fisici cibernetici, tra cui ricordo Norbert Wiener, famosissimo, che era un po' il punto di riferimento, ma sono tutti nomi famosissimi, John von Neumann e Claude Shannon, i principali. Però vi aggiungo che a queste conferenze parteciparono anche due grandi figure della cultura umanistica. Da un lato quel Gregory Bateson, importantissima figura, e anche, credo, la loro moglie Margaret Mead. Erano due antropologi, sociologi, che volevano approcciarsi, avvicinarsi a questo tipo di pensiero perché lo ritenevano utile e importante anche per sviluppare la conoscenza nel campo umano e nel campo della vita. La principale conclusione di questi studiosi che fondarono la cibernetica, vi ricordo da Kybernetes, il nocchiero diciamo, è che al posto del fenomeno lineare loro sostituirono un fenomeno ciclico, o quello che si chiama il feedback loop o anello di retroazione. Perché? Perché se A da B, B da C, ma C può influenzare A, cosa che non accade sopra. E quindi questo sistema, essendo ciclico, ha anche la capacità, in teoria, di autoregolarsi. Questa è una cosa importante. Però, dopo questi importanti sviluppi in campo fisico-matematico, come vi ha ricordato il magnifico rettore, il pensiero sistemico ebbe un grandissimo impulso per merito di un grande biologo che apparteneva al Circolo di Vienna, al famosissimo Circolo di Vienna, Ludwig von Bertalanffy, il quale pubblicò questo libro famosissimo, La teoria generale dei sistemi, in cui
mise in chiara luce come un sistema vivente è un sistema a rete che i fisico-matematici definiscono grafo e che voi vedete rappresentato qui in basso. Vi sono vari soggetti, che sono le palline, dalle molecole fino a degli organismi umani, che stabiliscono tra di loro le relazioni. Ecco, in questa visione, accanto ai soggetti singoli, contano le relazioni che si stabiliscono secondo modelli precisi o pattern. Quindi nello studio della vita è importante non solo conoscere le caratteristiche delle palline, cioè dei singoli soggetti, delle molecole o del singolo organismo, sia esso una rana o un uomo, ma anche le relazioni che tra di loro stabiliscono. Ecco, questo concetto di relazione è importantissimo. Comunque, per riassumere a questo punto, una cosa ve la dico. Bertalanffy è stato un grande uomo, ha proposto la teoria dei sistemi. Purtroppo però, come quasi tutti i biologi, aveva un grande limite, non conosceva la matematica e quindi non è riuscito a sviluppare un formalismo matematico di cui parleremo tra poco. Il pensiero sistemico si può riassumere in 3 importanti concetti. Prima di tutto, come avete intuito, spostare l'attenzione dalle parti, dalle palline, alle relazioni, alle frecce, cioè quindi al tutto. Poi porre attenzione ai vari livelli di complessità e vedete che ho sottolineato in grassetto quella parola complessità, perché un sistema è più o meno complesso, ha vari livelli di complessità, perché ogni livello di complessità ha delle proprietà peculiari che dipendono non da ciò che sta sotto, ma dalle relazioni che si stabiliscono tra le parti del suo sistema al suo livello. Dicevo complessità. La teoria sistemica, o il pensiero sistemico, ebbe un grande apporto e sostegno dalla riscoperta della teoria della complessità, che paradossalmente nacque alla fine dell'Ottocento, del 1900, ebbe come antesignano una grande figura, il matematico Henri Poincaré, il quale si impegnò su particolari funzioni matematiche che manifestavano una proprietà, quella dell'iterazione. Cosa vuol dire iterazione? Cioè quando una funzione matematica agisce su se stessa, come se si ripiegasse su di sé. Guardate, l'iterazione è molto semplice, è esemplificata da questo schema qua. X da 3x, poi da 3x si passa a 9x, da 9x si passa a 27x, eccetera. Ma la più famosa e più nota funzione iterativa è questa trasformazione del fornaio che vedete qui. Se questa viene sviluppata graficamente, prima manifesta un comportamento lineare e poi vedete si curva, come quando il fornaio piega la pasta. Ecco perché si parla proprio di trasformazione del fornaio. Perché non ha avuto un successo e sviluppo successivo immediato? Perché purtroppo le equazioni che Poincaré elaborò erano molto complicate e non esistevano i computer, la computazione, e quindi a mano graficamente non si riuscivano a descrivere, per cui rimase un po' nel limbo, venne poi recuperata proprio con l'irrompere della computazione. Un altro grande apporto allo studio della complessità viene sempre dalla matematica, con lo studio degli attrattori. Anche in questo caso il primo a proporli è stato un fisico matematico che si occupava di meteorologia, questo Edward Lorenz. Ma che cos'è un attrattore? È sostanzialmente una rappresentazione matematica del comportamento dei sistemi nel lungo periodo. Vedete sempre la parola sistema, questo è cruciale. Sono stati identificati 3 tipi di attrattori che sono definiti a punto fisso, che è in equilibrio stabile, come se in questa immagine questi 2 cerchi rimangono sempre tali e quali, della stessa grandezza, questo a punto fisso. A periodico, a oscillazioni periodiche, quando questo cresce, questo diminuisce o viceversa, cioè uno diminuisce, l'altro cresce, quindi è un fenomeno periodico.
E poi il terzo e più importante sono gli attrattori strani. È un sistema come questo che però è estremamente instabile, per cui, come disse proprio Lorenz, il battito di una farfalla a Rio de Janeiro può scatenare un temporale a New York, perché è estremamente sensibile a quelle che sono, si dice, le condizioni iniziali. Il terzo grande progresso, sempre nella teoria della complessità, ci è venuto dalla geometria, non solo dall'algebra, ed è legato alla geometria frattale proposta da Benoît Mandelbrot. I frattali sono delle cose stupefacenti e pervasive, perché è un fenomeno comunissimo, che si è capito però solo a posteriori, dopo che è stata elaborata, diciamo così, è stata concepita questa visione, diciamo, frattale. Che cosa sono? Sono delle figure con caratteristiche che si presentano identiche a differenti livelli di scala. Se voi avete un piccolo triangolo, poi si forma un triangolo più grande, sempre fatto da piccoli triangolini, e via di seguito. Per cui se voi andate verso l'alto avete sempre complessivamente un triangolo, o viceversa, avete un grande triangolo che andando in basso è fatto da triangoli sempre più piccoli. Il cavolfiore è l'esempio clamoroso. Se vedete la sua struttura qui è identica a queste parti qui, se poi andiamo all'interno di queste più piccole troviamo delle strutture autosimilari, sempre identici però a diversi livelli di grandezza di scala. Uno dei più grandi salti nello studio della complessità è legato a questo premio Nobel, Ilya Prigogine, che introdusse, importante per la vita, il concetto di auto-organizzazione. Prigogine era molto interessato ai fenomeni della vita, che aveva capito che non potevano essere in equilibrio, perché se un sistema è in equilibrio è un sistema morto, come un cristallo. Questo è in equilibrio, è morto, non ha vita. Tutti i sistemi viventi devono essere necessariamente lontani dall'equilibrio. Ecco, questi sistemi lontani dall'equilibrio manifestano questo meccanismo che è detto auto-organizzazione. Prigogine non studiò sistemi viventi perché erano troppo complessi e difficili da manipolare. Si agganciò a sistemi fisici, in particolare si concentrò su, è questa l'immagine, sulle celle di Bénard. Cosa sono? Pensate di avere un cilindro che ha un diametro di 10 centimetri, il diametro. Alla base del cilindro mettete uno strato d'acqua di 0,5 centimetri e poi la base del cilindro la riscaldate con acqua uniformemente. A un certo punto le molecole scaldate si agitano e si scatena un movimento di conduzione, cioè uniformemente le molecole si spostano verso l'alto. Superato un certo livello di temperatura, alla conduzione si sostituisce la convezione, questo movimento così delle molecole, che improvvisamente trasforma questa superficie omogenea in questa superficie a celle esagonali, che sono chiamate appunto celle di Bénard. Studiò questi fenomeni Prigogine fornendo un formalismo matematico importante per descriverli. Questo è importante perché la vita, come dice Stuart Kauffman, è un fenomeno che si muove al margine tra ordine e caos, perché l'ordine completo coincide con la morte, ma anche il caos porta alla fine della vita. Nella teoria della complessità un altro concetto ha una rilevanza fondamentale ed è l'emergenza. Ebbene, dietro questa parola spesso si celano anche significati un po' ambigui. Io cercherò di fornirla nel modo più rigoroso. Le proprietà emergenti sono proprietà che emergono ad un livello di complessità, vedete sempre il concetto di complessità, ma che non esistono a livelli inferiori. Ce le troviamo solo a un livello alto di complessità, ma non ai livelli più bassi. Un esempio semplice e clamoroso ci è fornito da una proteina che abbiamo tutti nel nostro corpo, la mioglobina, è quella che forma i nostri muscoli, capace di fissare una molecola di ossigeno. Però esiste una molecola simile, l'emoglobina, che è nel nostro sangue, che è formata da 4 molecole identiche alla mioglobina, 4 vedete, forma un cluster di 4 molecole, e infatti fissa
4 molecole di ossigeno attraverso un fenomeno, si dice, cooperativo, che è messo in evidenza da queste 2 curve. Questa è la curva di saturazione della mioglobina. Questa invece è la curva di saturazione della emoglobina, che ci indica come l'attacco di una molecola di ossigeno facilita l'attacco di una seconda molecola, cioè si manifesta una cooperazione. E la cooperazione è un fenomeno estremamente importante, sempre sottovalutato in natura, che invece ha una rilevanza pervasiva. Esso è stato intuito ancora all'inizio del Novecento da un anarchico russo, nonché nobile, Piotr Kropotkin, che capì che la cooperazione aveva un ruolo fondamentale nella storia dell'umanità. Poi ritornò in auge in parte con la simbiogenesi di Margulis, con la nascita degli organelli, di organismi che finiscono dentro un altro organismo e convivono, ma fino a giungere alla proposta di Martin Nowak, un fisico teorico, tanto per cambiare, il quale dice alla fine del suo libro proprio Super Cooperatori: io propongo che la cooperazione naturale sia inclusa come un principio fondamentale in appoggio a quelli presentati da Darwin. La cooperazione rende l'evoluzione costruttiva e senza fine. Quindi, accanto alla competizione darwiniana, che esiste e che è valida, ha un suo significato, dobbiamo anche annoverare o ricordare la cooperazione, che è altrettanto importante. Ancora un concetto importante: la rottura di simmetria, ignorata per lungo tempo. Ecco, questo grande studioso, premio Nobel, Philip Warren Anderson, proprio per controbilanciare anche in termini politici la preponderanza della big science, pensate la fisica nucleare, eccetera, cercò di rivalutare anche la small science, quella che fanno quelli, e mise in luce come la natura è dominata da questo fenomeno che si chiama rottura di simmetria, cioè da un sistema simmetrico o con più un piano di simmetria se ne ottiene uno con solo 2 piani di simmetria. Vi faccio vedere un esempio che è banalissimo. Guardate, la rottura di simmetria è comunissima nel regno animale e anche vegetale. La medusa, che voi vedete qui, ha una simmetria, si dice, raggiata, o più piani di simmetria, perché è tonda così. La farfalla invece ha un solo piano di simmetria, perché ha una simmetria come noi bilaterale. Ma questo principio è così pervasivo e profondo che riguarda anche le molecole stesse della vita. Questo per esempio è un amminoacido che esiste in 2 forme, che sono una l'immagine speculare dell'altra, come le mie mani, che non sono sovrapponibili, vedete? Se le metto così non sono uguali. Ecco, questa è una rottura di simmetria che è comunissima. Poi il bello è che in teoria voi dovreste dire ma allora in natura c'è il 50% di forma D destra e di forma L levo. Non è vero. Nel caso degli amminoacidi prevale la forma L sulla forma D. Se voi prendete invece gli zuccheri, che manifestano pure questa rottura di simmetria, prevale la forma D. Ci sono delle bellissime ipotesi per spiegare questo fenomeno, ma non ho tempo per parlarvene. Ma qualcosa ho detto ai miei studenti. Ecco, giunti a questo punto, e siamo verso la fine, che cosa dobbiamo dire? Qual è la conclusione che dobbiamo trarre da questo apparente scontro tra visione riduzionistica-meccanicistica e visione sistemica della vita, che studia invece la complessità? Ecco, io attingo dalle parole di questo grande studioso, che anche se non l'ho conosciuto personalmente, lo considero un mio maestro, Stephen Jay Gould, il quale, seppur in un contesto diverso, fa un'affermazione di profonda saggezza che può essere applicata anche a questa disputa tra riduzionismo e visione sistemica. Gould letteralmente dice: la vita umana è troppo ricca, troppo sfaccettata per poter essere abbracciata sotto un'unica prospettiva. Grazie a Dio, dice. Lui era ateo, ma cita lo stesso grazie a Dio. Non sono un relativista nel mio atteggiamento verso la verità, ma sono un pluralista nelle mie opinioni sulle strategie ottimali per la ricerca di questo premio estremamente elusivo. È una frase bellissima che di fatto ci invita
questo lo sostengo io, a un opportunismo metodologico. In altri termini, non in senso negativo, si usa il metodo che risulta più utile a perseguire l'obiettivo. E io credo che il convegno che mi accingo adesso in parte a introdurre e che poi verrà approfondito nelle due lezioni successive alla mia, di fatto sia un convegno che unisce una serie di studiosi che attingono a entrambi questi due grandi approcci, al riduzionistico, che è ancora importante, l'ho usato anch'io nel mio mestiere, e anche ovviamente al sistemico, perché sono persone intelligenti e flessibili. Ecco, dicevo qualcosa su questo convegno importantissimo, vedete anche l'icona di Thomas Lindahl, ma proprio per questo dobbiamo partire dal gene, DNA Repair per la riparazione di geni. Allora io vi fornisco in maniera anche un po' provocatoria qualche definizione di gene, 3. Per lungo tempo, anche nelle nostre aule di università, si è detto che un gene è una sequenza di DNA che codifica una proteina. Un gene è una proteina. Poi si è scoperto che un gene può produrre anche centinaia di proteine, quindi questa non regge. La definizione più attendibile, quella che io insegno anche ai miei studenti e anche i miei altri colleghi insegnano, è la seconda, che è il risultato di uno studio pluriennale denominato ENCODE Project, che dice un gene è un'unione di sequenze genomiche che codificano un set coerente di prodotti che potenzialmente si possono sovrapporre. Non è semplice, però è l'unica seria e attendibile. Se nessuno di voi si accontenta di queste due definizioni, può ricorrere anche a quella spiritosa di Lenny Moss, un filosofo della scienza, che dice un gene è un insieme di criteri, nessuno dei quali è necessario e nessuno dei quali è sufficiente. Comunque sia, i geni esistono, non sappiamo in che forma, ma esistono, e quindi nel loro insieme formano il genotipo o genoma, che è l'insieme proprio dei geni di una specie, cui corrisponde che cosa? Il fenotipo, cioè i caratteri che questi geni manifestano e che definiscono la specie o la popolazione di individui. Ma il gene in sé, come si manifesta? Il gene, una molecola di DNA in sé non fa nulla, fa poco, deve in qualche modo essere trascritto e tradotto, e in effetti, questo è stato ormai chiarito, un gene viene prima trascritto in RNA messaggero e poi tradotto in una proteina. In tal modo il gene porta le informazioni delle proteine che costituiscono un organismo. Ma che tipi di proteine produce? Indubbiamente proteine strutturali, come il citoscheletro della cellula, e altre molecole strutturali nel campo animale sono tantissime. Poi ci sono le proteine funzionali, che sono le più importanti, che sono gli enzimi. E infine abbiamo finalmente scoperto anche delle proteine cosiddette regolatrici. E mi soffermerei proprio su queste, che sono un po' una novità, portandovi un esempio, perché la regolazione genica diventa centrale nella manifestazione della vita. Un biochimico, Atkinson, ancora diversi anni fa, dice che la regolazione è la caratteristica più peculiare di un organismo vivente, perché senza regolazione si va incontro al caos. Ecco, quindi teniamolo presente. Ecco, questa regolazione genica si manifesta già nell'embrione, quando da una cellula fecondata si manifesta poi l'embrione. Dal moscerino della frutta che voi vedete qui fino all'uomo sono stati identificati 8 geni regolatori, che si chiamano geni master, che permettono, in questo caso sono i geni HOC, di definire la struttura corporea del moscerino e analogamente anche la nostra struttura corporea. Cioè sono geni che regolano altri geni che poi permettono di costruire il corpo di un organismo. Ma se il gene è importante, nel passaggio dal genotipo al fenotipo vi possono essere anche altre non complicazioni, ma altre, io le definisco ricchezze della vita. Una di queste si è manifestata di recente, sta diventando un filone di ricerca molto importante, come si diceva prima, è l'eredità epigenetica. E poi vi accennerò di un secondo fenomeno meno noto che si chiama plasticità fenotipica. Ecco, l'eredità epigenetica
in che cosa consiste? Sono sostanzialmente dei fattori ambientali che influenzano, si badi bene, a lungo termine l'attività dei geni, cioè sono fattori di regolazione di un gene. Da quello che sappiamo per il momento, ma diciamo che è un terreno molto fecondo e fertile, per cui ancora ci aspettiamo grosse sorprese, l'epigenesi si manifesta attaccando delle etichette chimiche come un metile o un acetile, dove sul DNA, che tutti conoscete, o sugli istoni, che sono le proteine associate al DNA. Gli effetti epigenetici sono comunissimi sia nello sviluppo, nello stress, pensate ai composti tossici, al deficit nutrizionali, eccetera, nell'invecchiamento e ovviamente anche nel cancro, che è il tema di questo convegno. Quello che è importante è che questi caratteri epigenetici devono essere trasmissibili da una generazione all'altra. In altri termini, si deve formare una memoria epigenetica. Vi porto solo 2 esempi, siamo proprio alle battute conclusive. Il primo chiaramente riguarda le piante, non potevo non iniziare da questo, e riguarda il ritardo da freddo della fioritura, che è legata alla presenza di un gene siglato con l'acronimo LFG. Ebbene, più lungo è il periodo di freddo e maggiore è il numero delle cellule che hanno spento tale gene, cioè funzionato, perché ci può essere una molecola che blocca un gene, ritardando ovviamente la fioritura. Il freddo come agisce? Agisce, da quello che si è capito, inducendo modifiche proprio agli stoni di cui vi ho parlato prima. Un altro esempio che riguarda invece gli animali, è un lavoro molto recente apparso su Nature Genomics, riguarda lo studio su dei cloni di topolini. Da una popolazione iniziale con lo stesso genoma si sono ottenute 2 linee alimentate in modo diverso, una low, bassa alimentazione, una con molta alimentazione, cioè ipernutrito, come accade. E quindi uno è rimasto normale e l'altro si è ingrassato. Ebbene, se poi incrociamo membri di questa popolazione, notiamo con nostra grande sorpresa che mantiene l'ingrassamento, mentre quello che era magro rimane magro, come era da attendersi. Quindi state attenti, perché l'iperalimentazione può, tra le tante cause, riservarsi anche sgradevoli sorprese. Ecco, siamo così all'ultimo aspetto, la plasticità fenotipica. In che cos'è? È sostanzialmente la capacità di un genotipo, guardate che cosa meravigliosa, di produrre più fenotipi. Vi porto l'esempio denominato polifenismo, che riguarda questa bellissima farfalla che si chiama Arachnia levana. Di questa farfalla, che ha lo stesso genotipo, è la stessa farfalla, esistono 2 forme, la forma estiva, che ha queste colorazioni, e la forma primaverile. A seconda della stagione assume delle colorazioni stupende e totalmente diverse. Ma, come vi dicevo, anche nel regno vegetale esiste la plasticità fenotipica, è ben documentata. L'esempio più noto riguarda questo genere, la Sagittaria, è una pianta che vive nell'acqua. Se le foglie sono totalmente immerse nell'acqua, assumono una morfologia. Se crescono fuori dall'acqua, hanno una morfologia totalmente diversa. E allora, di fronte a questa straordinaria varietà e complessità della vita, cosa dobbiamo dire? Quale conclusione dobbiamo trarre? Io traggo questa unica conclusione, che è l'unica che riesco a fornirvi. La vita, nella sua complessità, può essere descritta con la metafora di un pianoforte in cui i singoli tasti costituiscono i geni, ma sopra i tasti vi sono 2 mani anonime che costituiscono l'ambiente, che possono realizzare le melodie della vita. Per questo io voglio concludere con questo segno di speranza o illusione, forse mia, sempre di Henri Poincaré, il quale dice, proprio di fronte della bellezza e della straordinarietà della vita, lui dice: il saggio non studia la natura perché è utile, la studia perché ne trae piacere, e ne trae piacere perché è meravigliosa. Se la natura non fosse meravigliosa, non varrebbe la pena di conoscerla, né la vita sarebbe granché degna di essere vissuta.
E con questo messaggio io vi ringrazio calorosamente per la vostra attenzione. Grazie. Ringrazio tutti per l'attenta partecipazione e per essere venuti qui ad arricchire questo dibattito. Arrivederci alla prossima volta.